Ostin per ascoltà Tunnel, una trasmissione di musiche lunghe e corte, drette e ledrose, nuove e vecchie, ma soprattutto buine. Ogni oibe in dirette des 7 ai 8 di sere e in repliche le domenie des 10 ai 11 di notte e il miercus di 4:30 ai 5:30 da spomisdì. Oh
E allora mandi a Duc, vintacat questa trasmissione con un gruppo che si chiama con un nome a onde simbolic, The International Teachers of Pop, che in Furlan all'uldi i maestri internazionali dal pop, gruppo venuto fur da che città inglese che si chiama Sheffield, dal nord dell'Inghilterra. Dulà che dicono che quando i teams in Inghilterra si fanno tours, la città produce dai gruppi di pop un lavoro interessante. Dai 80 gli Human League, dai 90 i Moloko e come appunto The International Teachers of Pop, che viene appena ascoltato, che sono le promesse da fare le colonne sonore un po' che un po' che pop appunto dai teams dur, che è una delle caratteristiche più adoperate, insomma, fin dai teams dal secolo passato. E perché che questi sono maestri dal pop, loro come tanti altri che fanno questo genere musicale, un lavoro di intrattenimento di una banda, ma c'è un lavoro ben congegnato dal punto di vista di tutto dal sonora alle melodie a cercare insomma una maniera fine di fare artigianalmente il mestiere del musicista contemporaneo, perché che noi siamo più puntati sulle musiche anglosassone, estere e così via, perché in Italia queste robe gli è state perdute dal tempo. Se negli anni 60-70 erano dei musicisti che stavano egregiamente sul mercato internazionale con delle produzioni di ottime qualità, per l'amplancutto negli anni 90-2000 plan cut, insomma, arriva fin come l'impoverimento dalle scene musicali italiane è evidente a Duce. E allora fa musiche e trasmissioni che poi insomma ha un po' più esterofilis, un po' più dedicate a musiche non italiane, ma evidentemente se uno vuole sceglie il miglior dalle musiche contemporanee alla di rivolgersi chi. Allora dopo un gruppo inglese, infatti un gruppo americano, c'è loro gruppo appunto, un gruppo che anche questa è una condizione a volte difficile, metti su un gruppo di int che assume insieme. Loro si chiamano The Pavo, e questo è un nome appunto come si faceva dagli anni in cui il pop attaccava, un lavoro scazzato. Il talk va fuori da The Mystery Hour, che è un lavoro appena venuto fuori, le ore misteriose, e il talk si chiama Check the Weather, che vuol dire già le c'è team che le fuori, da Pavo. The bread and take a step. What is love if it's right? Don't check the weather, you don't check the time. Stay here all night. Stay here at night. For a serious role. Decision.
che le musiche Metù del Sud, un gruppo di universitari di Brooklyn, un par di anni fa, e al secondo lavoro, il gruppo dai Pavo, come vendite prima, è un gruppo a onde così, da non mase significativo, ma evidentemente non vuole insegnare proprio a scolpillor, non te storie di musica, ma comunque a fare musiche piacevoli di ascoltare appunto in radio, piuttosto che in macchine, piuttosto che di qualche altro sbandis. E queste prime parti appunto dedicate un po' a c'è che è venuto fuori di pop music, la musica popolare una volta ieri appunto che permetteva di ascoltare robe di facile ascolto, ma che aveva dentro anche delle robe mai banal, cioè dal senso che non era mai una roba scontata, proprio che vedi una qualità scarsa dal punto di vista diciamo che si costruisce una canzone, e di solito appunto i gruppi di quel genere qui arrivano a tirare su a manco l'uno o due talks per lavoro, per pubblicazione, che hanno insomma queste caratteristiche di sì a onde facili dall'ascolto, ma non c'è mai scontato. Stesso discorso dopo i due che viene ascoltato per un altro gruppo che viene fuori da Nuova Zelanda, addirittura di Auckland, là che insomma una scuola di musicisti che vanno da urto al timpa, insomma sono un gruppo di interesse internazionale che provano al loro terzo lavoro, si chiamano The Teeny Ruins, che sarebbero le rovinis però di che no romanis, diciamo così, di che un po' che mettigno di su con le spalle e col filestrin. Il lavoro venuto fuori, come si chiama, The Olympic Girl, le fruttis che fanno le Olimpiadi evidentemente, e il tocco che dà il non al titolo e al lavoro alla che ascolti incomoda Teeny Ruins. Stirring, shaken, all of us waking under the same cover of sky. You said my freedom feels like a white lie. Sweet on the back seat, another day older. A love spell rushes you by, the smoke and the smolder. We were only inches away, still had a long, long way to go. Yeah, we were only inches away, still had a long, long way to go. Weren't we born to break out, to feel the muddy banks swell? I think of you on the dance floor in a stuccoed motel. Forecasting when and where we'd end up couldn't save us anyhow. Just kid conversation, and my star sign is over. Oh, you only had your Olympic girls, the frosted sheen, the leotard twirls, running from fault and winning gold for the TV screen. Before being led back to the cells. Lay your head in the lap of a girl. No, you'll never learn something if it isn't taught well.
find a thing if you can't lose yourself every once in a while. I looked for your figure, the cut your shape would make, in the freedom of a microphone. There's a shadow I can't shake. Who's there? Who's there in the morning to see you at the station? And when you feel like giving up, there so you can hold her. You were only inches away, still had a long, long way to go. We were only inches away, still had a long, long way to go. We were only inches away, still have a long, long way to go. Dentro dal filone delle musiche acustiche un po' più c'è che è appunto le chitarre no elettrificate e per cui più su un filone su un filone tradizionale, di musica tradizionale, insomma anglosassone, che pur avvengono fuori di un'isola un'ore lontane da c'è che è il country americano o il folk inglese, hanno naturalmente tutte un'eredità musicale che attira in fuori, proprio di culture anglosassone, in Nuova Zelanda, e i Tini Ruins appunto fanno parte di quel filone lì. Invece c'è che lì ascolta come è un gruppo che è ormai avendo dispatusata, l'ha attaccata agli anni 90 a fare musiche elettroniche. Ha avuto un di successo significativo dall'inizio dagli anni 2000 con un lavoro che diceva insomma che loro erano un po' gli innovatori dalle scene musicali, che in quel periodo lì non dava masse soddisfazioni evidentemente, e come sono tornati fuori con un altro disco o CD o CHL o download dalle piattaforme o addirittura streaming, insomma, dato che le forme fisiche è un po' più aleatorie. Insomma, i Ladytron hanno fatto questo disco che si chiama Ladytron come il loro nome, e insomma non saranno mai all'altezza dell'interesse che avevano suscitato in quel periodo là, ma insomma fanno sempre musiche coerenti con il loro stile. Il tocco lì in ascoltare si chiama Horror Scope, che sarebbe il paesaggio horrorific o dall'orrore, avendo significativo anch'ista di i teams in Inghilterra, da Ladytron.
con un buon finale che è possibile abbinare a queste colonne sonore del film horror, come hanno promettuto loro, i Ladytron, di Liverpool, tornin a fare il giro del mondo per una voglade, anzi un'ascoltate a un gruppo di Melbourne, in Australia, per cui da Liverpool in Australia, un viaggio che aveva fatto a ponte in inglese a manco il 200 anni fa, per appunto colonizzare un continente, una isola continente che i teams là ieri decisamente un dei posti più possiamo dire divergence dal mondo, e di lì insomma inglese e scozzese hanno fatto queste nuove colonie dal loro mappamondo, così, che ieri una volta l'impero inglese che come sta crollando su se stesso. Il gruppo si chiama The Rolling Blackout Coastal Fever, che è una fiera che viene fuori dalle queste e fa su un blackout con il girare dei voice, una bella immagine proprio di Cecalè. Tra l'altro dai Ultings, o comunque dal filone dai Groups Rock, che insomma è una razza un po' in estinzione, rock a vonda canoni classic, e di un genere appunto che l'ha data già più di una volta dai segnali un po' di sfinimento. Il tocca si chiama An Air Conditioned Man, un home dall'aria condizionata. Già va fuori di questo Hope Downs, che lei lavora appena venuto fuori di questo gruppo qui. Allora, riascoltate Rolling Blackout Coastal Fever.